Partiamo, forza! Siamo, Oh, siamo partiti, siamo buonasera! partiti. Saluti tu il pubblico mentre io Ma cerco di... certo, carissimi amici, bentrovati. Siamo qui sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Ovviamente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al suo canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, dove ci ritroveremo venerdì, sempre tra le 20:30 e le 21, come questa sera qui dal Marietto. Preferisco che venisse da me, però, Ah, vabbè. eccolo! E vabbè, ci sta. Buonasera Giada, abbiamo già Buonasera Giada. una nostra conoscenza qui con noi, ci fa piacere ritrovarti. Com'è, tutto bene? Come andiamo? Ah, c'è anche Perla, Emanuela Di Ciao Gennaro che Perla. parte sparata con una domanda. Abbiamo anche una domanda di Perla. Ciao Claudia. Ciao Buonasera, Claudia. grazie, ci saluta entrambi. Grazie, grazie. Allora, Grazie. velocissimamente riassumiamo un po', così nel frattempo il Marietto mette i link sui vari social per farci raggiungere da altri amici. Velocemente facciamo il riepilogo degli appuntamenti settimanali con i vostri Marietto e Hilde, e dunque il lunedì abbiamo nel canale Telegram, scusate, il gruppo Magici Arcieri Bertoldini, dove ci ritroviamo per insegnamenti di natura esoterica e altre cose, anche radiestesia, radionica, insomma tutto quello che riguarda appunto questo genere di argomenti. Il martedì sera siamo in diretta sul mio canale YouTube tra le 20:30 e le 21, il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, come questa sera, venerdì sul mio canale YouTube tra le 20:30 e le 21 come sempre, e il sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene Marietto, a che punto sei con i link, che così cominciamo a dare le risposte? Ho spammato praticamente su tutto il mondo Face, Siamo penso l'incubo che di Facebook e qualcuno allora lo vedrà. possiamo andare, possiamo Possiamo cominciare iniziare, così. aspetta che arrivo. Quanta gente! Hai Se visto? sapevo non spammavo. Vabbè. Tanta bella gente come al solito, bello. Allora, cominciamo da Emanuela Di Gennaro. 21 Sì, dicembre 83, lui sì. 4 giugno 76. Che tipo di sentimento scorre tra noi? La nostra relazione è destinata a crescere e ad evolversi? Ovviamente col Sono due pendolino, domande, quindi vabbè, sono due controlla domande. se... Sì, l'approfondimento poi dei dettagli lo facciamo con le sibille, ma tu intanto controlla se è una storia destinata a durare, a crescere. Ma non c'è il nome di lui, giusto? Io non No, il leggo. nome di lui no, c'è solo la data, però abbiamo il nome di Ah. lei. Hilde, qui ci vogliono le sibille perché Vediamo. mi sembra che sia una cosa un pochettino In da salita. incoraggiare, in salitella, sì. Ok, vediamo un po' Prova cosa un po' a dicono vedere le se magari le sibille. sibille sono più ottimiste. Vabbè, magari stai col pendolino, hai già visto al fondo della Il storia. dulce sul fondo, la Io vediamo ciliegina un sulla panna. pochettino cosa dicono le sibille. Per Emanuela, vediamo un po' con il suo lui che tipo di sentimento scorre e come andrà, almeno per il prossimo periodo. Vediamo che tipo di evoluzione possiamo aspettarci. Beh, si direbbe, io non so se è nata come, cioè non dovrebbe essere una cosa tanto vecchia, perché cioè non è una relazione iniziata da tanto, non è neanche una relazione iniziata da poco, perché è uscita la carta della giovane fanciulla. Allora, beh, devo dire che adesso sembra abbastanza positiva la faccenda, anche bello, con un sentimento interessante, cioè lui sembra veramente molto orientato verso di lei. Tra l'altro si direbbe che questo rapporto sia stata come una piacevole sorpresa, probabilmente era un periodo dove eh,
così è stata sorpresa dalla vita da questa relazione. Devo dirti però che ci sono degli strascichi del passato che interferiranno non poco nella relazione e probabilmente un pochettino andrà ad arenarsi, nonostante le belle premesse. Purtroppo non so se lui aveva già un precedente legame che è stato importante e che proietta un'ombra sulla sua vita, e dunque vedo comunque del dispiacere, purtroppo, ma legato proprio a cose del passato. Allora, andiamo alla domanda di Perla. Andiamo alla domanda di Perla, Perla. 2 agosto 74, ogni cosa che faccio va nel verso sbagliato. E già se ti fai questa programmazione qua, non fai molta strada, devi proprio imparare a programmarti Esatto. diversamente. Ho qualche cosa che mi blocca, egregore o simili. Vediamo se... Vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcosa che blocca. E qualcosina c'è. Qualcosina anche piuttosto di importante, Perla, c'è qualcosina che è lì, come un macigno che ogni tanto sì. Prova un po', Ilde, a vedere quali... Sì, intanto a proposito di quell'osservazione che ho fatto sul fatto di fare attenzione a quello che noi affermiamo, Sì. che sottende un pensiero, attenzione, dobbiamo sempre fare molta attenzione ai pensieri che abbiamo, su questo veramente dobbiamo essere veramente rigidi e non dobbiamo accettare di raccontarci cose negative, perché signori, al di là del pensiero positivo e dei discorsi New Age, tutte le cose negative attirano entità simili di pari vibrazione e levatura ovviamente corrispondente. Dunque nessuno ha voglia di avere larve e parassiti astrali, che però sono necessariamente attirati da un certo tipo di vibrazioni. Dunque mi raccomando, ve lo dico proprio un attimo così, cercando di non prendere tanto tempo e non sottrarlo, programmatevi positivamente. Provate a ripetere mattina e sera, al momento del risveglio e prima di addormentarvi, una frase molto semplice, una cosa tipo: giorno per giorno, sotto tutti gli aspetti vado di bene in meglio. Questa è una frase che io adoro e che ha fatto veramente dei cambiamenti profondi sulle persone, se hanno avuto la costanza di ripeterli e fare propria questa affermazione. Andiamo avanti, allora vediamo con Ilde, Perla. visto che la Perla è una nostra, come si dice, piacevole amicizia che ci segue sempre, io offro un bonus. Per la Bravo, vediamo da valutazione, cosa così che è lo vedi? parassitata, sì. Dimmi un po' se si vede bene. Sì, non si Perfetto. legge niente di quello che c'è scritto, proprio Fa niente, bisogna credimi sulla guardare, fiducia, credimi sulla però fiducia. diamo sulla fiducia di quello che ci leggi tu. Per la Perla, visto che se lo merita, che ci segue sempre. Allora, saranno 2 le domandine. La prima è parassiti astrali, non gli mancano. Vediamo la seconda. Sì, c'è qualche bel elementare. Attenta ai pensieri, te l'ho detto, io queste cose le sento subito, Sì, questo devi elementare, controllare i tuoi pensieri. sì, esatto. Allora, vediamo cosa dicono le sibille, vediamo cosa ci dicono al riguardo. Qua ci vuole molta determinazione, imporsi un cambiamento, è proprio, guarda, costanza e morte, è proprio necessario imporsi un cambiamento. Allora, devo dire che sarà duretta, in questo momento sei bloccata e veramente hai molte cose che remano contro, però ci sono dei segni, delle cose che danno un'apertura, nel senso che l'invito è quello di aprirti alle cose positive, imparare. Questa carta dell'allegria è una carta che mostra delle persone che brindano, e si brinda ai risultati, si brinda a quello che si ha o che si è raggiunto. Dunque il suggerimento che mi stanno
dando queste sibille è quello di cominciare dalla gratitudine, che apre veramente delle porte bellissime. Cominciare, in fondo è la più grande delle preghiere che noi possiamo rivolgere al nostro sé superiore, alla divinità, al Dio, alla fonte di tutto, è essere grati e cominciare a guardare le cose belle. Questo ci apre a un'abitudine positiva. Dunque, sì, è vero, hai dei momenti di abbattimento, ma se ci sarà accanto a te una persona che ti potrà dare una mano, che ti sosterrà e devi avere pazienza perché magari a volte i risultati ti sembreranno allontanarsi o comunque non essere solidi e stabili, però è tutta questione di cominciare e di decidere, devi essere tu determinata in questo. Allora, vediamo qualche altra domanda. Luisa Lulu. Sì, ci sono, sto vedendo. Allora, Andrea 22 marzo 80, c'è una donna nei suoi pensieri ora? Riuscirà a superare la sua paura di avere una relazione? Allora, e per questo Eh, Andrea, la domanda è se c'è no, nei suoi pensieri ok, prima, eh. sì. Vediamo un po', pendolino, pendolino. Ma direi che in questo momento, se pensa a qualcuno, non è che pensa in un Non con modo... l'intento di una relazione, in sostanza, no, no. Sì, sicuramente avrà dei pensieri, ma non certamente forti, Mm. fortissimi, diciamo così. Vediamo Cioè, un pochino. sicuramente avrà dei pensieri, no? Però non fortissimi. Beh, senza dubbio, però nei suoi pensieri non c'è una donna in questo momento. La Mm. risposta è no a questa domanda. Allora, vediamo intanto cosa dicono le sibille. Per Andrea, non c'è una donna nei suoi pensieri, però è come se aspettasse, sembra in attesa di un qualcosa, come se aspettasse ancora qualcuno del passato. Allora, guarda, devo dirti che non c'è niente come dire, di sostanzioso. Quello che c'è è tutto, non voglio essere troppo colorita, però è tutto di passaggio, ecco, molto leggero. Possono esserci dei momenti anche carini dove sembra che possa iniziare qualcosa, ma in fondo, nel momento in cui si dovrebbe andare a stringere, si blocca. Lo vedo bloccato per ora, lo vedo proprio bloccato quest'uomo qua. Ha timore, probabilmente o è stato ferito in qualche modo, è stato tradito, però non lo vedo più molto aperto e fiducioso per ora e anche per il prossimo tempo. Comunque, tanto per rispondere alla sua seconda domanda, Sì. non vedo sbocchi al momento. Allora, abbiamo Claudia. Abbiamo la nostra Claudia, bene, Sì, vediamo un po'. 11 giugno 72 riceverà oggi riceverà una proposta ad uscire da parte di Jay 12 ottobre 74. Lo faccio io vediamo Sì, un po'. Beh, sarà un po' da attendere, bisognerà insomma eh, sospirarla, però sento il pendolino tirare, eh. È un osso duro, però alla fine sì. vediamo, vediamo allora, c'è da pazientare. C'è da Mm, pazientare, sì, il pendolino lavora, ha lavorato un pochettino così, però alla fine tirava, tirava, sì. andava sul sì, Mh. ok. Sarà dura però ci arriverà. Eh, vediamo Almeno cosa dicono. almeno un cappuccino. Beh, oh, ci accontentiamo. Almeno un se c'è la cena meglio, però un Eh cappuccino. beh, si comincia, da un caffè e poi allora vediamo Claudia. Adesso le carte, il taglio insomma non era proprio per la quale. Allora, ho tirato fuori 7 carte, devo dire che c'è,
c'è qualche aspettativa, ma è un'aspettativa un po' colma di ansie, di preoccupazioni. Abbiamo, vedi, la giovane fanciulla, dunque questa attesa verso il futuro, no? Però con l'ammalato. Dunque è chiaro che in questo momento non sembra esserci molti spiragli, anche se il pensiero c'è. Devo dirti che il pensiero c'è, perché c'è questa stanza, la stanza è un dialogo a tu per tu, una vicinanza, e addirittura può essere interpretata anche come quell'intimità dove lasci il mondo fuori e i due che si amano stanno insieme, no? Riparati e nascosti da tutto. E dunque qualche pensiero comincia a esserci, però ti devo dire che deve capitare un qualcosina, ci sarà un evento forte, deve prima avvenire un qualche evento forte, dopo sembrerebbe cominciare a muoversi qualcosa molto in sordina. Insomma, al momento ancora no, più avanti. Allora, abbiamo una domanda di Giada. Sì, la leggo, sì, sì. Intanto ci sono Saluta altri anche amici che ci Alma, che salutano, Salma... infatti Sara, Ciao ciao Sara, ciao Vera, Anna, ciao ciao Vera, Fiorella, ciao ciao sorella. Alessia, ciao Antonio, Mary Maulu, vabbè, poi Lucy Palas, Alma, bene, proseguiamo così vediamo di accontentare tutti. Allora, Sì, una domanda di Giada per una sì. sua amica. Mauro, 4 dicembre 70, si rifarà vivo con lei che si chiama Anna. Mhm. E dalle poche informazioni che ci sono, il pendolino mi sembra che proprio è un pochino sul no, eh. Forse se avessimo avuto anche la data di nascita di Anna sarebbe stato... Prova un po' te, Ilde. Ok, vediamo un pochino. Mm. Eh, non abbiamo, diciamo, la data forse principale che è quella di Anna, però non importa, vediamo di arrivarci comunque agganciandoci alla scia vibratoria di Mauro e di Giada, insomma, che comunque conosciamo. Ok. Vediamo se Mauro si rifarà vivo. Ma si sente il mio cane che russa? Perché ci sta Non dando ancora, dentro, non ancora. ci sta dando dentro Quando lo come un sento, falegname, quando, una segheria sembra. Allora, quando lo sento ti do un colpo sotto le gambe. allora, qui abbiamo una specie di intenzione, ma se si dovesse far vivo, cosa che anche non andrei a escluderla completamente questa cosa, perché proprio mi apre con la lettera. La prima carta è proprio la lettera, però sembrerebbero più contatti di circostanza che non vere e proprie intenzioni, perché abbiamo questo domestico che dunque è un po' quello che fa il suo dovere, ma non è una cosa dove c'è quello slancio. Certo, fa il suo dovere, lo fa come si deve, però dire che faccia salti di gioia, no. Dunque abbiamo anche il militare, dunque un po' c'è una certa rigidità che è legata alla carta del gatto, all'opportunismo, dunque oserei dire che saranno contatti di circostanza. È vero che c'è ancora un sentimento, però guarda, io vedo la cosa un po' bloccata, forse è lui stesso a bloccare l'idea di un nuovo dialogo, o probabilmente ritiene che sia già stato detto tutto e che non si vada comunque da nessuna parte continuando a parlarne, oppure comunque è possibile che ricominci dei contatti, ma che a un certo punto comunque si fermi. Dunque, non per ricucire, ecco. Allora, vediamo un pochettino.
Se Vedo abbiamo qualche Alessia. altra domanda, sì, Alessia. Riuscirò? A trovare un partner lavorativo affidabile? Lei è nata il 5 maggio 1995. Vediamo un po' per Alessia. Poi, ma oggi, stasera il pendolino c'ha il no incollato, ma Dagli un po' di secondo me... zuccheri a sto pendolino. Che mi ha Eccolo, sentito. eccolo. E allora, Oh, Alessia, sarà sono riuscito dura, sarà dura, insomma, quasi da ernia, però ma alla non fine, impossibile, ecco. sì, esatto, sì, praticamente Dai. all'inizio sarà tosta la cosa, però alla Magari fine, dovrai scartare qualche persona se eh, già non hai dovuto scartarne altri in precedenza. Vediamo cosa dicono anche le sibille. Allora, Alessia, 5 maggio 95. È possibile che sia nella cerchia delle amicizie, vediamo un po'. Sì, io la vedo sì. Ok, la vedo sì anche se guarda, all'inizio c'è freddezza, forse anche circospezione nei confronti delle persone a cui proponi eventualmente una collaborazione. Forse hai trovato tante persone che giudicavano o che comunque ti mettevano davanti i pro e i contro, sai, questa è proprio la classica carta che avviene quando qualcuno ci mette davanti a delle cose e lo fa magari anche non con delicatezza, un po', sai, ehm, magari ecco, dovrebbero averti accolto un po' così alcuni, tant'è che vedo un po' di tristezza in te e nel fatto di non sapere se effettivamente riuscirai mai a trovarlo, sei un po' sfiduciata, diciamo così, però guarda che chi ha costanza e chi continua a cercare senza mollare gli occhi dall'obiettivo viene sempre ripagato. Guarda che abbiamo allegria, denaro, stanze e riunione. Per me è proprio un sì, un bel sì. Devi avere pazienza, non sarà subito e soprattutto non sarà probabilmente qualcuno come te lo immagini tu, ma sarai contenta e l'accordo sarà favorevole. Guarda, ti lascio con delle belle, belle, belle carte proprio. Per me è un bel sì questo. Allora, andiamo avanti. andiamo avanti. Allora, dunque, Allora, siamo... eh, aspetta perché ci sono tanti commenti e sto cercando una domanda, ma nello stesso tempo vorrei dare anche altre risposte qui. Lì, per esempio, a Perla che parla, no, beh, gli elementali non è così, e nemmeno le larve sono così facili da mandar via, però come tutte le entità muoiono di fame dove non vengono foraggiate dalle vibrazioni che servono a loro. Dunque è chiaro che piuttosto che morire di fame andranno a cercare qualche altra vibrazione analoga o adatta per loro. Dunque mantieni il focus, magari ci vorrà del tempo a mandarle via, ma intanto le cose cambieranno in positivo per te, perché è vero che magari te ne capitano come dici tu, però è proprio cioè il fatto che dentro di noi registriamo certe cose o facciamo delle associazioni mentali è un passo che diventino delle convinzioni e queste convinzioni lavorano nel subconscio e ci lavorano 24H/7, cioè 7 giorni su 7, 24 ore su 24, cosa che noi con un nostro pensiero di un momento in cui siamo lucidi e diciamo no, adesso io mi sforzo di pensare così, non abbiamo quello stesso risultato perché non c'è quella stessa forza che ha il subconscio. L'unico modo per correggersi è programmare il subconscio. Inserisci dei pensieri positivi o dei pensieri che abbiano una polarità opposta da queste frasi che dici a te stessa e già cambierà. Andiamo avanti. Alma, vediamo se è vicino l'incontro con la persona destinata a lei. Lei si chiama Antonia, 8 maggio 76. Bene.
Allora, è vicino? Mi sa di no. Incontra però la persona, una persona Ah, ecco. destinata a lei? Perché Ah, magari non è vicino, visto che la domanda... sì, per incontrare Mm, la incontra, ma non subito. non subito, cioè Pendolino insomma ha preso la rincorsa, eh. Sì. Se Zucchero, se la buttavi giù Marietto, dalla Torre zucchero. Eiffel tornava su, però voglio dire, diciamo che sarà un salitone, non sarà proprio una discesetta a montagna russa, però Vediamo sì. cosa dicono le sibille. Allora, Antonia, 8 maggio 76, vediamo se incontra la persona destinata a lei. Eh. Guarda, non vorrei dire, però già dal taglio io ho avuto quella sensazione che la persona destinata a te in questo momento sia all'interno di un'altra relazione e dunque è possibile che tu non riesca a incontrarla ora. Ti vedo un po', come dire, con questa malinconia, no? Questa carta che può rappresentare quella sfiducia dove pensi che forse non c'è niente per te, no? Hai queste fasi, questi momenti, ma anche dei momenti in cui a volte conosci delle persone che possono sembrare interessanti e ti cambia un po' l'umore, va meglio. In effetti c'è la possibilità che tu possa incontrare due, non uno, due persone che possano essere interessanti e con qualcosa in qualche momento sicuramente anche essere contenta di questa cosa. Io lo vedo l'incontro, c'è la consonante sorpresa, la gran consolazione, l'allegria, la riunione, però c'è una carta alla fine che fa un po' da ostacolo, vale a dire questa carta della nemica, che può però voler dire non per forza una persona fisica che ci ostacola, ma anche certe circostanze difficili, magari dei pettegolezzi, magari delle difficoltà. Dunque sì, probabilmente non è neanche tanto lontana da te questa persona, probabilmente è già nella tua orbita questa persona, ma non può ancora essere la persona destinata a te, non per ora, ma avverrà perché ci sono questi ostacoli, ma avverrà, io lo vedo, questa cosa c'è. Non perdere la fiducia, non la perdere. Allora, Marietto, abbiamo 2 minuti prima del muro di fuoco. Sì, Io magari non riesco a dare la risposta con le sibille, però se c'è un'altra domanda, magari sì, rispondi tu, per esempio, a Mary Maulu che chiede per suo figlio Andrea, 6 aprile 88, che ha fatto un colloquio per un lavoro in banca. Vediamo se ha la possibilità di essere preso. vediamo un po'. Allora, Andrea 88, per la banca, 6 aprile se 88, c'è la sì. possibilità che venga preso. E caspita, sì, sì. Una possibilità c'è, dai Ilde, fai un giro di sibille veloce. Va bene, Per il velocissimo, poi abbiamo il lavoro muro di bisogna farlo, fuoco. Sì, certo, visto che per il lavoro, Ilde, l'Italia può aspettare. Andiamo. un minuto, dai, vediamo. Allora, beh, l'attesa favorevole anche, vedi proprio il colloquio di lavoro, dunque diciamo che abbiamo una conferma al taglio. 3367, allora sì, dunque, ascolta, il colloquio c'è stato e lui è risultato interessante, però c'è un tris qua di carte di seguito che fanno pensare che la cosa viene un attimo sospesa o che non avrà immediatamente un esito favorevole. E, o ci sarà una preoccupazione di non essere all'altezza oppure di non,
di non riuscire bene, ad ogni modo magari qualche rimpianto, forse anche lui di qualcosa che avrebbe voluto dire o fare in fase di colloquio, però in realtà poi vedo che c'è una sorpresa e una bella possibilità, anche chiude con la carta del dottore, dunque una situazione che va a sanarsi o comunque in modalità positiva. Direi che la possibilità c'è. Bene, ce l'abbiamo fatta, allora facciamo il muro di fuoco, cari amici. Rivolgiamoci a Est, per chi non sa come si fa, cerchi il video su il pentagramma per la difesa e comunque può guardare e assistere e apprendere i movimenti e i nomi da usare. Dopodiché vi ricordo, immaginate quando abbiamo girato su noi stessi tornando sulla posizione Est e immaginando appunto mentre ci muoviamo che si formi un cerchio di fuoco a terra, lo dobbiamo estendere per raccogliere e abbracciare tutta l'Italia. Questo grandissimo cerchio di fuoco, ovviamente alimentato non solo da noi che lo facciamo, ma da tutti quelli che stanno compartecipando, questo cerchio di fuoco diventa un vero e proprio muro di fuoco. Potete restare 5 minuti in questa visualizzazione, io faccio partire il timer, così che però per chi volesse proseguire può benissimo farlo per oltre 5 minuti. Via. Yod He Vav He. Adonai. He He Ye. Allah.
Anche per questa sera abbiamo fatto. Bene. Ricordo che è un appuntamento quotidiano, sempre alle 21, dove ci riuniamo per rafforzare questi egregori di catena in difesa dell'Italia. Marietto. Ilde, siamo arrivati alla fine. Sì, 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 Mi sì, sì. dispiace, però ricordiamoci che al sabato alle 4 c'è sempre la coppietta, la doppietta, Sì. Ilde e Marietto. Esatto, comunque venerdì sul mio canale YouTube la diretta 20:30-21, dunque vi aspettiamo in questi appuntamenti, ricordatevi di noi, venite a trovarci. No, ricordatevi mio con la Hilde, lasciate stare venerdì, che venerdì siete sempre impegnati. Al sabato invece no, dopo l'abbiocco ci serve lo Alle spazio per 4, per per un pane. prepararsi alla serata, dici tu. Sì, sì, esatto, così si prepara una rush finale della serata con belle Sì, eh? sì, sì. Va bene. Dai, su, è andata bene anche oggi, ci siamo visti, siamo sempre qui noi, Sì, i sì, sì, nostri sì, cari sì. amici. Non dovete essere agitati in casa, che è un periodo un po' così, un po' tutti sono un po' disupati. Siamo un po' tutti un po' stanchi di questa situazione dove Sì. Ma noi ci siamo per voi, abbiamo già dato 1.300.000 circuiti, migliaia e migliaia di video, centinaia di ore. Noi ci siamo migliaia e sempre. migliaia di video, adesso non esageriamo, 1000 Pensavo sì, lo 1000 li abbiamo dati. ho Sì, sì. gasato un po' tanto Ma per così no, poca roba. però Sì, sai sì. che quando dico qualcosa sono come il Dante, bisogna tagliare per 4. Sì. Eh già, il Dante fa scuola. Bene Marietto, io direi di salutare i nostri amici, di invitarli appunto a tornare, se si sono trovati bene, ben volentieri, a noi può solo far piacere. Ringraziamo intanto, saluto anche i tanti che hanno scritto fatto, che hanno fatto appunto il muro di fuoco insieme a noi e dunque grazie, grazie a tutti. Sì, grazie. Buon proseguimento, E buonanotte mettete a pure i tutti. commenti sotto. Grazie cari amici. Chiudo allora io, Certo, posso? certo, Ciao, buonanotte. buonanotte, buonanotte.